Secondo Agricoltura d'Italia, quella del Veneto, settore fondamentale anche per la provincia di Padova, all'orizzonte l'accordo Mercosur, contro cui compatte si stanno battendo le associazioni dei coltivatori, è l'acqua, la risorsa preziosa di cui le categorie si stanno occupando. Nei cassetti dei consorzi di bonifica numerosi progetti, da Padova l'appello alla Regione. La politica senza soldi è filosofia, sull'acqua non possiamo fare filosofia, noi dobbiamo avere le risorse, i consorzi di bonifica devono avere le risorse sia per la parte di manutenzione, voglio ricordare anche tutti i danni che arrivano dalla fauna selvatica, da una mala gestione della fauna selvatica, le nutrie nel caso dei corsi d'acqua, ma anche per riuscire a mettere a terra quelle opere necessarie per la salvaguardia dei cittadini, ma anche per la salvaguardia dell'ecosistema e della produttività. Il nostro paesaggio della provincia di Padova è fortemente segnato dalla presenza di acqua e dal lavoro fatto negli anni dai consorzi di bonifica, per cui noi vogliamo che il territorio venga mantenuto quello che è e vogliamo poter continuare a produrre. Un'agricoltura capace di usare i fondi messi a disposizione. È stata appena chiusa, come dicevamo, la programmazione 2014-2022 e anche per l'ennesima volta il Veneto risulta una regione leader da questo punto di vista, spendendo tutta la dotazione, oltre 1,5 miliardi di fondi a disposizione, 26.000 aziende che ne hanno beneficiato, ma soprattutto 2.100 nuovi giovani che si sono insediati, di cui, questo è un dato che mi dà particolarmente soddisfazione, il 26% di questi giovani sono donne. Dalle categorie un appello ai consumatori. Trovo assurdo mangiare le fragole quando non è stagione di fragole o viceversa. Abbiamo una stagionalità, mangiamo quello che le stagioni ci portano a produrre. I nostri agricoltori sanno produrre bene, sanno produrre sano, per cui sta a noi scegliere queste derrate alimentari che sono tra l'altro ottime, di ottima qualità e controllate. L'appello è quello di consumare prodotti locali perché i prodotti locali sono sani, sono tracciabili e sono certificati.